Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Sono 10 gli indagati per l'inchiesta che sta cercando di far luce sull'attentato dello scorso 3 gennaio al Palazzo della Procura Generale di Reggio Calabria. La notizia arriva dopo il nuovo attentato ai danni del procuratore generale Salvatore Di Landro, che tanto clamore ha suscitato sui media nazionali. Per quest'ultimo episodio si seguono le tracce di uno scooter con 2 persone a bordo, ripreso dalle telecamere della videosorveglianza. Intanto c'è stato un altro allarme bomba, poi rivelatosi infondato, al Tribunale di Catanzaro. Un operaio e la sorella sono stati arrestati dai carabinieri a Locri per detenzione di droga e possesso di arma clandestina. I due, il 27enne operaio Domenico Andrea Favasuli di Casignana e sua sorella Maria Antonietta, 31enne commerciante, pregiudicati, erano a bordo della loro automobile e stavano percorrendo la statale 106 quando sono stati fermati dai carabinieri. Nel corso della perquisizione nella BMW dei due sono stati trovati 3 kg di cocaina, 300 grammi di marijuana, una pistola calibro 9 con matricola cancellata e numerosi proiettili. Nell'abitazione è stato trovato un bilancino di precisione. C'è la nuova giunta a Reggio Calabria, ma resta anche la crisi politico-amministrativa. Il sindaco Giuseppe Raffa infatti ha nominato il nuovo esecutivo, lasciando fuori Irene Pivetti, ma anche gli ex assessori Michele Raso e Antonella Freno, sostituiti con Giuseppe Capua e Paolo Gatto. Confermati gli altri assessori della giunta Scoppelliti. La scelta del sindaco non ha certo soddisfatto i partiti di maggioranza, PDL, PRI, UDC, che hanno annunciato che daranno solo l'appoggio esterno alla nuova giunta. Il sindaco di Corigliano, Pasqualina Strapace, resta al suo posto nonostante risulti essere indagata dai magistrati della DDA di Catanzaro nell'ambito dell'operazione Santa Tecla. Nella città si è riunito anche il Consiglio Comunale ed è stato lo stesso primo cittadino ad inizio seduta a precisare la sua estraneità e quella dell'amministrazione comunale alle ipotesi di accusa della magistratura. Il civico consesso è andato avanti per oltre 4 ore alla presenza di un folto pubblico che più volte ha sottolineato con applausi e dissensi l'alternarsi degli interventi. La provincia di Crotone, come la Francia, si apre al naturismo. Quest'anno la Calabria scommette sul naturismo con Isola Caporizzuto, dove a settembre arriveranno le federazioni naturiste di tutto il mondo per un grande congresso. L'evento, promosso dall'amministrazione provinciale, sarà ospitato nel camping Pizzo Greco. Si tratta di una fetta del settore turistico che per dimensione e stile resta ancora di nicchia, ma la natura ecologista e i principi del vivere naturista sembrano conciliarsi appieno con gli obiettivi di rivalutazione del territorio calabrese. È stata annunciata ieri in una conferenza stampa la partenza prevista per oggi di nuovi voli per Crotone da Venezia, ad opera della compagnia Eagles Airline. I biglietti costeranno a partire da €60 tutto incluso e avranno la cadenza settimanale fino ad ottobre. Soddisfatto il presidente della società che gestisce l'aeroporto Sant'Anna, Roberto Salerno, anche per l'interessamento della compagnia a prevedere nuove tratte per Parma e Torino. Si gioca oggi la seconda giornata del campionato di Serie B. Il Crotone dopo il derby ritorna allo stadio Ezio Scida per affrontare il Padova e trovare i primi 3 punti. Difficile trasferta per la Reggina, che si recherà a far visita al Siena, una delle pretendenti alla vittoria del campionato. Trasferta anche per il Cosenza a Terni nella prima divisione. In seconda divisione impegni casalinghi per Catanzaro con il Neapolis, mentre la Vibonese ospita la Vigor Lamezia per un derby che si presenta interessante. È stato uno degli appuntamenti dell'estate calabrese quello del concerto tra la cantante Carmen Consoli e Paola Turci, che ha stregato il pubblico di Lorica nel Cosentino. In particolare la Turci è molto legata alla Calabria. Proprio sulla 3 la cantante ha avuto anni fa un terribile incidente stradale, da cui si è ripresa per ritornare a fare musica.